Ottava e conclusivo del convegno, il premio Spartacone, si chiude con un miglio per anziani, formula d'invito, 10 al via, Omar Capar, Nino De Gloria, Milton Dante, Marina di Pisa, Oro Masca, Luna Dasolo, Oro Druin Baba, in seconda fila Olivino, Nelson Dei Greppi, Monique Rivarco. Parte piano Nino De Gloria, la macchina stacca. Molto veloce Marina di Pisa, all'esterno di Marina Oromask, lungo la corda è veloce Omar Capar, poi allo steccato anche Milton Dante, primi 200 metri coperti in 14,3, Marina di Pisa al comando, Oromask che va a chiedere strada, poi Omar Capar davanti a Milton Dante, ancora Luna Dasolo, poi Monique Rivarco, Oro Druin Baba. Il passaggio di fronte alle tribune, il gruppo è chiuso da Olivino, Nino De Gloria all'esterno e poi alla corda Nelson De Greppi. 600 iniziali in 44,2, Oromask con al largo Marina di Pisa, poi Omar Capar, al largo del quale è Milton Dante. Marina che progressivamente sopravanza Oromask, terza posizione alla corda per Omar Capar, all'esterno avanza Milton Dante. Tanto si va verso il completamento del primo chilometro che Marina di Pisa passa sul piede dell'1,16 e frazioni. All'esterno sempre Milton, terza ruota per Monique Rivarco, poi lungo la corda Oromask davanti a Omar Capar, in terza avanza anche Oro Druin Baba. Intanto Monique Rivarco si sta liberando di Marina di Pisa e affronta al comando il termine della piegata conclusiva. Su Marina interviene Oro Druin Baba, la retta di arrivo con Monique in vantaggio, poi Marina, Oromask a centropista avanza Oro Druin Baba, Monique in vantaggio, Oro Druin Baba che insegue, interviene anche Olivino sul palo, Monique, Oro Druin, Olivino e per il quarto forse Oromask pizzica Marina di Pisa. La vittoria per Monique Rivarco in stato di forma davvero strepitoso nel periodo, che vince nettamente su Oro Druin Baba e Olivino. Eccole le battute conclusive, io ho 2,1 sul cronometro, la media è intorno all'1,15,5. Monique Rivarco, Roberto Andreghetti, Lucio Colletti e il signor Giuseppe De Rosa. Raddoppio per il team Colletti e Andreghetti dopo la vittoria in apertura di Ritzby. Ecco il secondo di Oro Druin Baba, il terzo per Olivino e poi al quarto Oromask che regola Marina di Pisa. Monique Rivarco al totalizzatore paga 3,17 e con questo è tutto per oggi dall'ippodromo del Visarno di Firenze. Da Via Riverti a tutti la più cordiale buonasera. Appuntamento con le corse a Firenze per domenica prossima 3 febbraio con il premio Luigi Bizzetti.